sono 4, quindi non è un esercizio accademico, e poi però il momento della decisione sarà ordinato. Io vorrei chiedere una cosa, se possibile, a proposito proprio delle primarie. Voi continuate su questa strada, per me è una consuetudine del Partito Democratico, dello schieramento prima. Pensate che comunque si possa alla fine verificare una sorta di arma a doppio taglio, una sorta di boomerang, perché comunque le primarie, per quanto all'interno di uno stesso partito, vedono un vincitore, tra virgolette, un prescelto e uno eliminato. Ecco, pensate che questo possa lasciare uno strascico? Non credo che non credo ci sia ragione di guardare. Vede, bisogna partire da una considerazione. Un moderno partito che faccia i conti con la società di oggi, con una società dinamica, una società molto mobile, fluida, liquida, in cui anche le appartenenze politiche sono molto più mobili, non può accontentarsi di presentarsi agli elettori una volta ogni 5 anni, chiedergli un voto e poi, una volta ottenuto quel voto, dire beh, ci vediamo alla prossima elezione. Questo non è mai stato vero neanche nel passato, ma nel passato le appartenenze anche elettorali erano molto più solide, in una società che era molto più statica, più forte, no? C'era chi votava per il PC per 10-20 anni e lavorava e votava per tutta la vita così, c'erano delle appartenenze molto più stabilizzate. Oggi noi viviamo in una società che per 1000 ragioni è più mobile, più fluida in tutto e anche nei comportamenti elettorali. E questo comporta allora per un partito un dovere, quello di coinvolgere i propri elettori permanentemente e di considerare chi ti ha dato il voto parte di te. E per un grande partito come il nostro, questo è tanto più vero, vede, noi abbiamo 820.000 iscritti, quindi siamo un grande partito, ma abbiamo raccolto 12 milioni di voti alle elezioni politiche del 2008 e 8 milioni di voti alle elezioni europee del 2009. Noi abbiamo un numero di elettori che è 10 volte superiore alla già grande quantità di iscritti. Allora, un partito che faccia i conti con tutto questo ha un dovere e una responsabilità, quella di coinvolgere gli elettori e considerare non generici elettori amorfi, ma quelli che sono andati a votare per il PD, che ti hanno dato fiducia, che hanno creduto in te, che votando ti hanno dichiarato di volersi fare rappresentare dal PD. Tu li devi sentire parte di te e devi dargli gli strumenti per essere coinvolti. Le primarie sono questo strumento. Nello statuto del partito ci sono anche altre modalità di partecipazione. Per esempio lo statuto prevede che su grandi questioni il gruppo dirigente, prima di arrivare a una decisione definitiva, possa decidere di consultare in modo referendario i propri elettori. Non l'abbiamo ancora sperimentato, io lo vorrei sperimentare. Pensi se l'avessimo fatto sul caso Englaro, sarebbe stata un'occasione probabilmente utile, interessante, no? Per fare un esempio. Quindi un partito ha questo dovere. Anche perché in questo modo di fare politica i cittadini si riconoscono. Vi do un dato. Ormai noi sono un po' di anni che sperimentiamo questa pratica, no? Sia per selezionare candidati per le elezioni amministrative sia per il partito. Tutte le volte che si fanno delle primarie, io nei giorni precedenti chiamo il segretario del nostro partito di quella città, gli chiedo come va, come non va, e a un certo punto gli faccio la domanda canonica: quanta gente andrà? Bene, nella mia esperienza, tutte le volte il numero previsto è inferiore a quelli che poi ci vanno davvero. Sempre. Non ho mai avuto un caso che mi abbia dato una cifra superiore a quelli che andavano. Il che vuol dire che la gente si riconosce, che c'è una domanda di partecipazione e che anche le più ottimistiche previsioni tutte le volte vengono superate dalla realtà. E allora guardiamo in faccia questo dato e cogliamolo nella sua positività. Si dice spesso che i cittadini sono lontani dalla politica, non si interessano della politica, guardano la politica con ostilità e diffidenza, e spesso è vero. Nel momento in cui un partito offre uno strumento di partecipazione che supera questa distanza, supera questa incomunicabilità, e questo dovrebbe essere visto da tutti come un fatto positivo. Scusi, perché il 25 possono votare iscritti e non iscritti. Certo, tutti gli elettori possono iscrivere, naturalmente presentandosi al seggio e facendo una dichiarazione di essere elettori, di voler essere elettori del PD. Sì, ma il problema viene anche uno che non è scritto, è marginale, perché sul grande numero è una quantità minima. Quello lo si può fare anche se ci fosse, vede, qualcuno dice bisogna avere prima l'albo degli iscritti, e uno va prima e dice sono un iscritto, che tu lo scrivi è lo stesso, cioè non guardiamo la foglia per non vedere la foresta. Vabbè, ma se c'è questa apertura istituzionalizzata, cioè, appunto, non è un rischio, ci sarà anche quello che fa il furbo, che non essendo un elettore viene, ma una quantità minima sui grandi numeri. La statistica dice che sui grandi numeri si annulla il rischio, perché se è riconoscibile, attenzione, se è un consigliere comunale, un deputato, che ne so, del popolo dell'età segreta, non può votare.
a norma di regolamento, che dice che lo si conosce, esprime un altro partito e dice no, non puoi votare. Se un cittadino di cui non c'è dice io voglio votare, c'è questo rischio, ma siccome la gente è gente per bene seria in generale, no, sulla grande quantità è un rischio minimo che si può cogliere. Con l'elezione del segretario, che si può Cabra solo, non abbiamo bisogno di tutti i colori. Di lasciarsi alle spalle le precedenti esperienze di Margherita e di Essere. Ma è possibile una fusione tra cultura cattolica e cultura laica? L'abbiamo già dimostrato nell'Ulivo, l'abbiamo già dimostrato nel Partito Democratico. Intanto, se posso fare una piccola correzione, io non userei laica e cattolica perché semmai diciamo la dialettica è tra laico e integralista. Si può essere credente e non credente laico e si può essere credente e non credente integralista. Allora, io penso che noi siamo un partito di credenti e non credenti che assume la laicità come un valore fondante. Franceschini lo ha ancora riconfermato in un'intervista sull'Espresso di questi giorni che tutti hanno visto, che è molto netta su questo punto. E noi abbiamo già dimostrato dal 2004 ad oggi che è possibile costruire un grande partito in cui le nostre culture si fondano e si uniscono. E soprattutto, ribadisco, non solo noi abbiamo dimostrato che si può fare, ma gli elettori si sono riconosciuti. Perché poi, come dice il proverbio, il budino sai se è buono mangiandolo, e in politica che cos'è che chi dice se è buono? Il consenso elettorale, quella no? La prova. Noi nelle europee del 2004 abbiamo preso il 31,5%. Nelle regionali del 2005, nelle 9 regioni su 14 che abbiamo presentato l'Ulivo, il 34,5%, nel 2006 il 32,5%, nel Partito Democratico 2008 33%, che vuol dire che almeno un terzo della società italiana in questo progetto di unità si riconosce. Non solo, ma c'è un'altra valutazione che va fatta. Ed io faccio sempre questa metafora: per generare una terza vita bisogna che ce ne siano due che decidono di farlo, se no una terza vita non nasce. Ed è evidente che quella terza vita, quando nasce, nei primi anni di vita, è molto condizionata nel suo sviluppo, nella sua crescita, nella sua personalità da chi l'ha generato. Poi, mano a mano che passa il tempo, quella vita assume una personalità propria fino a quando diventa del tutto indipendente da chi l'ha generato. Lo stesso vale per il PD. Senza un atto e una decisione anche generosa di DS di Margherita di generare il PD non sarebbe nato. E quindi è evidente che nei primi anni di vita è ancora forte, come dire, l'incidenza sulla vita del PD delle origini. Poi mano a mano che passa il tempo, il Partito Democratico assume una sua personalità, si affermano quadri nuovi, arriva una nuova generazione di dirigenti. Va bene? Grazie della vostra pazienza.